Ditemi quando siamo pronti. Bene, buongiorno a tutti e veramente un grazie a voi tutti presenti, a chi ci sta seguendo da remoto. Un particolare ringraziamento a Pedale Feltrino, al comune di Feltre, per aver scelto questa sede per presentare appunto l'inizio del percorso che ci porterà alla 30ª edizione della Sportful Dolomiti Race, forse una delle gran fondo più impegnative, potremmo dire anche la più impegnativa, ma magari qualcuno potrebbe anche risentirsi, ma devo dire veramente una delle più impegnative per tipologia di percorso, dislivello, devo dire anche storia dell'evento, perché 30 candeline per un evento di questa caratura, di questa portata, non è sicuramente da tutti. Un ringraziamento a Ivan Piol, a Maurizio Zatta, a Dario Bonda, che è qui in rappresentanza del Fondo Comuni di Confine, che è molto sensibile alle attività che riescono a promuovere bene il territorio, come riesce a fare la Sportful Dolomiti Race. Devo dire che il cambiamento di percorso che quest'anno è stato fatto ha portato grande risultato, secondo me. Ho parlato con qualche amico che è normalmente un frequentatore di questa gran fondo, e appunto aver abbandonato magari qualche salita epica, ma aver aggiunto sicuramente dei percorsi quasi interamente in territorio bellunese non ha tolto nulla, semmai ha aggiunto fascino a questa gara. Ringrazio Silvia Cestaro e Giovanni Puppato che sono presenti e che hanno voluto appunto essere appunto anche loro spingere questo inizio di percorso per la 30ª edizione, e la loro vicinanza e il loro lavoro fatto sul territorio è sempre costante e continuo. Oltre 4.000 partecipanti, se ben ricordo, nell'ultima edizione. Devo dire che appunto possiamo anche ricordare in questo momento Claudio Baratto, rugbista di Vaglia ma anche pioniere del pedale feltrino, per quasi 20 anni membro del comitato organizzatore della Gran Fondo, e nell'ultimo periodo come responsabile della zona partenza e arrivo, che ci ha lasciati purtroppo troppo presto lo scorso agosto, e secondo me era giusto ricordarlo in questo momento. Con questo voglio anche ricordare e sottolineare una cosa: il ciclismo non è solo gara, competizione, ma è anche passione e grande amore per lo sport, e questo grande amore unisce voi tutti qui rappresentati per appunto presentare un grande evento che ha alle spalle una grande squadra di centinaia di volontari, l'impegno, devo dire, della Sportful, che è sempre vicina a questa manifestazione, e ripeto, diventa un momento emblematico del ciclismo internazionale, che mette assieme aziende importanti che sono del territorio ma hanno una levatura internazionale, passione, istituzioni a vari livelli e, ripeto, grande numero di volontari. Io trovo importante appunto ringraziarvi e ringraziare tutti coloro che sono coinvolti in questa iniziativa. Io penso che ci siano pochi sport come il ciclismo che riescono a promuovere un territorio su ampia scala e mettendo in luce magari varie particolarità e varie sfaccettature. Le Gran Fondo sono sicuramente un volano importante per promuovere il territorio, per far conoscere appunto magari salite diverse, scorci diversi, ambiti diversi, che possono poi essere propedeutici a qualcuno che voglia ritornare su quel territorio. Quindi la Gran Fondo, la Sportful Dolomiti Race è sicuramente uno dei massimi esempi a livello italiano ma anche internazionale di come lo sport, la passione riesce a muovere anche economia e dare un indotto importante al nostro territorio. Io mi taccio qui, chiamerei l'assessore Maurizio Zatta del comune di Feltre per portare il suo saluto
e chiederei anche a Ivan Piol di avvicinarsi. Io lascio un po' a voi la conduzione perché abbiamo l'aula che è un attimo in fermento e probabilmente devo tornare giù a votare, ma vediamo un attimo e la sto seguendo da remoto in questo momento. Maurizio, vieni in centro che è meglio forse. Buongiorno a tutti. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Roberto Ciambetti per l'ospitalità, ma non solo, ma soprattutto per la sua vicinanza alle numerose iniziative che si svolgono nel territorio feltrino. Un grazie, ed è grazie, come diceva il Presidente, ad iniziative come questa, come la Gran Fondo, che la città si anima, la città è piena di vitalità, ma soprattutto questa manifestazione è uno straordinario volano turistico per la nostra comunità. Questi eventi quindi rappresentano anche una prospettiva socio-economica di notevole importanza. I dati che sono stati distribuiti anche oggi ne sono testimonianza dello straordinario valore non solo sportivo ma anche economico che genera veramente una forte economia per il nostro territorio. La Gran Fondo avvicina gli amanti delle due ruote ad apprezzare il nostro territorio e ne esalta le sue potenzialità. Nello stesso tempo però, e lo dobbiamo fare come amministratori, raccogliere anche quelle indicazioni che rappresentano anche una fragilità del nostro territorio. Pensiamo solo alla difficoltà di dare un'accoglienza, un'ospitalità alle migliaia di persone turistiche, ai numerosi sportivi che arrivano in città, quindi la mancanza anche di strutture ricettive e quindi anche l'occasione per focalizzare l'attenzione su questo aspetto. Io mi limito a ringraziare Ivan, i suoi collaboratori, ringraziare gli sponsor qui rappresentati anche dalla Sportful, da Alessio Cremonese, ringraziarli veramente per il loro impegno fatto di passione, ma non solo, ma soprattutto di competenza, perché organizzare una manifestazione di questo livello non basta solo la passione, ci vuole anche tanta competenza. E un passaggio ai volontari. I volontari rappresentano la parte più generosa della nostra comunità. Sono persone che non stanno alla finestra a giudicare, ma sono persone che si mettono in gioco e si mettono in gioco perché amano la propria città. Quindi un grazie veramente di cuore a queste persone. Come amministratore, eventi come questi della Gran Fondo che hanno rilievi internazionali rappresentano per me motivo di orgoglio, di gioia e di soddisfazione. Di nuovo grazie. Grazie all'assessore Zatta. La parola a Ivan Piol. Ok. Video con una grande ciclista. Prego. L'inconfondibile clic-clac dei pedali a scatto rompe il silenzio ancora carico di rugiada di questa prima domenica d'estate. È il sacro popolo delle due ruote che, lento e silenzioso, sciama verso la zona di partenza, gli occhi ancora un po' appiccicosi, le membra intorpidite, i pensieri che si rincorrono tra la soddisfazione di poter dire un giorno io c'ero e il comprensibile timore dell'esperienza che si va ad affrontare.
grande talento, ma fino a quel momento di scarse vittorie, affrontò quella salita dalla strada che poi porta a Chiera di Primiero fino quassù attraverso il comune di Sorrento. Oh, ragazzi, l'Italia stupisce sempre. Io non c'ero mai stato a Feltre. Ti trovi in questa città qua, dici ammazza, ma che meraviglia! Meno male, vedi l'occasione anche di visitare dei posti bellissimi. La bici in questo senso è preziosa, ti fa vedere l'Italia e il mondo, ma in questo caso l'Italia in un modo completamente nuovo, perché c'è la lentezza dell'arrivare con i pedali, è fantastica. Poi questa città è veramente bellissima. Feltre, non c'ero mai stato. Prego. Beh, credo che il video riassuma un po' quello che abbiamo fatto in questi 30 anni a Feltre. Nel 1995 siamo partiti, eravamo 4 sbarbatelli che amavano il ciclismo e grazie allo spunto dell'inaugurazione del monumento a Tullio Campagnolo abbiamo proposto all'allora figlio, tuttora amministratore delegato Valentino, di fare una gran fondo, che era il primo periodo che nascevano queste manifestazioni, e da lì è stata un'epopea che ci ha portato oggi qui in Regione a presentare la 30ª edizione. Nel nostro cammino ci siamo evoluti, abbiamo cambiato il main sponsor e abbiamo avuto la fortuna di incontrare la famiglia Cremonese che ha creduto in noi, che ci ha fatto fare un salto di qualità notevole, soprattutto sul supporto a livello immagine mediatico, che quindi per noi è stato sicuramente importante. Come ho detto, siamo partiti il 25 giugno del 95 con 1206 persone e siamo arrivati a averne più di 4.000, il nostro record di 4.007 pre-Covid 2019, per cui qualcosa di buono abbiamo fatto. Negli anni siamo cresciuti, non siamo solo Gran Fondo. Nel 2000 nasce la prima mini Gran Fondo in Italia, su strada, che poi abbiamo trasportato a livello mountain bike per la sicurezza dei bambini, con più di 500 bambini e quindi un indotto di 1.000 genitori e 500 bambini il sabato antecedente alla manifestazione che gravita su Feltre. Nel 2001 nasce la 24 ore di Feltre, che Roberto ti ha avuto tra i partecipanti quest'anno e che tutti conoscete. Le immagini di Giovanotti sono proprio prese dalla 24 ore nel 2023, che porta più di 1.000 atleti. Abbiamo un numero chiuso di squadre, apriremo le iscrizioni a metà novembre, anche lì vanno bruciate in pochissimo tempo, quindi qualcosa di importante. Alcuni numeri, l'assessore si è soffermato su quello che riesce a portare una manifestazione di questo tipo sul territorio. Uno studio che ha fatto 24 ore, il Sole 24 ore alcuni anni fa su di noi, ha calcolato un indotto nella settimana delle manifestazioni di 2,5 milioni di euro. La cosa sintomatica che ci fa pensare è che in 10 anni, negli ultimi 10 anni, questi sono dati dello IAT Feltrino, abbiamo aumentato i posti letto extra alberghieri del 40%. Quindi non solo grazie a noi, ma anche alle altre manifestazioni che gravitano su Feltre abbiamo dato un impulso notevole dal punto di vista turistico. Quindi, come ha ricordato prima il Presidente Zambetti, sicuramente queste manifestazioni hanno una ricaduta importante sul territorio. Per noi la cosa importante, l'anno scorso abbiamo cambiato il percorso e ci siamo spostati per il 95% in territorio bellunese, come era giusto che fosse, perché noi, Feltre è Belluno, quindi Veneto, ed era giusto che l'impulso fosse quello di portare nei nostri territori. È vero, abbiamo lasciato delle salite iconiche come il Manghen, però i trentini si arrangiano già da soli e sono bravi a farlo. Noi dobbiamo spingere la nostra direzione e il nostro territorio. E quindi il percorso è stato scelto con l'inserimento del Passo d'Uran e Forcella Staulanza, che hanno dato ottimi risultati. Piccolo cambiamento per l'edizione 2025, abbiamo invertito il senso di marcia arrivando a Agordo, quindi faremo prima lo Staulanza e poi il Duran. Staulanza diventa di quasi 35 km, quindi un inasprimento dal punto di vista della fatica per chi parteciperà. Come detto, oggi alle 12 apriremo le iscrizioni, quindi c'è un fermento da parte dei partecipanti che sono lì pronti col click day
perché ricordiamo che i primi 500 iscritti hanno una griglia di merito e sembra una cosa impossibile, ma bisogna partire davanti per forza, che altrimenti non puoi competere nelle manifestazioni di questo tipo. Come è stato ricordato, noi abbiamo oltre 1200 volontari che gravitano sul territorio, la stragrande maggioranza per la sicurezza sul territorio, quindi sugli incroci, ma non solo. Abbiamo i ristori, abbiamo 7 ristori lungo il percorso che sono affidati ad associazioni o di alpini o di volontariato e che sono un fiore all'occhiello della manifestazione, perché hanno una parola di conforto non tanto per i primi, ma per chi arriva dopo un paio d'ore magari sfinito dalla stanchezza e non vede l'ora di mangiare qualcosa e di mettere qualcosa sotto i denti. Tutto questo ha fatto sì che l'organigramma del comitato organizzatore si strutturasse come una piccola azienda, ed è quello che stiamo facendo. Io faccio il capitano, ma dietro c'è un lavoro certosino di un anno di tutti quanti che si occupano. Ci siamo divisi per competenze, ognuno è responsabile di un settore e lo porta avanti. Ci troviamo una volta al mese a fare il punto della situazione e si va avanti, e quindi è questo anche il successo organizzativo, anche perché poi ci hanno copiato e ci chiamano anche da altre parti a portare la nostra esperienza, e questo vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto anche in un piccolo territorio come Feltre. Quindi tanto un ringraziamento particolare a Roberto, Presidente Roberto Zambetti, per l'ospitalità, perché per noi è un vanto essere qui oggi a presentare, e soprattutto agli amici politici e non, che in questi anni ci hanno aiutato e hanno creduto in noi e ci hanno supportato per arrivare dove siamo oggi qui in Regione a presentare la 30ª edizione. Quindi un grazie a tutti. Grazie Ivan. Chiamerei qui Dario Bond, appunto, che come Presidente del Fondo Comuni di Confine sta dimostrando un'attenzione a quello che avviene sul territorio in maniera importante. Dario non è nuovo a questi spazi ed è sempre un piacere averlo qui con noi. Intanto faccio complimenti perché tutta questa tecnologia, queste stanze nuove sono merito del tuo impegno, quindi dimostri che hai le idee chiare. E poi ti faccio i complimenti anche perché a Feltre, così nelle manifestazioni, tu sei stato quest'estate presente, e la tua presenza ha dato anche un segno di presenza delle istituzioni, e questo ti ringrazio. Ringrazio anche il consigliere Pupato, il consigliere Cestaro, che sono sempre presenti e quindi fanno un riferimento del Consiglio regionale del Veneto e della politica regionale del Veneto. Io non dico tante cose perché Ivan Zatta, Maurizio Zatta e te avete anticipato tutto. Lancio una cosa, ma la lancio non al Presidente del Consiglio regionale del Veneto, ma al vicepresidente del ciclismo professionista, che a me piacerebbe, prima di finire questa esperienza, ma forse non la finisco neanche, ma non mettiamo limiti a fondi provvidenza adesso, comuni Dario, di confine, perché insomma qualche chance ce l'ho ancora. Però a me piacerebbe vedere assieme a te e assieme a Ivan e a una serie di persone che lavorano sempre su questo, un gran fondo dei fondi comuni di confine. Te l'ho già detto all'arrivo della tappa, alla partenza della tappa in Alparo. Mi piacerebbe vederla, perché noi abbiamo dei territori talmente belli, dal lago di Garda a tutto l'altopiano di Asiago e ad arrivare qui, che secondo me, Alessio, ci sta una cosa di 3 province, almeno di 3 province unita, magari con arrivo a Feltre o con partenza a Feltre, insomma in qualche maniera unire dei territori che sono meravigliosi. Io li sto conoscendo perché sono ignorante, non giro tanto, ma sto conoscendo tutta la montagna veronese, sto conoscendo e ho conosciuto già la montagna vicentina, la provincia di Belluno. Ecco, ti lancio questa sfida perché secondo me le risorse ci sono, ci vuole un po' di buona volontà. Non può essere il presidente del fondo che organizza una gara ciclistica, ma in qualche maniera possiamo trovare delle risorse dentro nel sistema che danno la rappresentazione dei territori dei fondi comuni di confine. Ecco, è una piccola cosa, ma che può diventare, a mio avviso, perché in Italia già ce ne sono di queste situazioni, una grande cosa per la valorizzazione di tutti i territori. Con queste premesse, con queste considerazioni,
ringraziando tutti voi del lavoro che fate, i volontari, gli organizzatori, la grande Anna Valerio che è sempre dietro le quinte ma è una macchina da guerra, ringraziando tutti voi io do la mia disponibilità a questa iniziativa, perché anche il Presidente Pella su questa praticamente si è sentito la schiena tremare, quindi assolutamente te la lancio. Avrai sentito le orecchie fischiare nel direttivo che abbiamo fatto la scorsa settimana della Lega Ciclismo Professionistico Italiano, si è parlato di questa opportunità e a breve saremo col Presidente Pella e penso col coinvolgimento anche dei presidenti delle province autonome e della regione, metteremo giù qualcosa di importante per questi territori che hanno potenzialità incredibili, che già sono conosciuti ma che vanno fatti secondo me conoscere meglio, e la bicicletta, come diceva Giovannotti, è il modo migliore per cogliere quelle cose che appunto magari passando in auto o passando velocemente distrattamente non si possono vedere. Invece abbiamo angoli bellissimi della nostra montagna che vanno fatti conoscere e valorizzati ancora meglio, e sicuramente questo, Dario, sarà un lavoro che faremo nei prossimi mesi. Grazie ancora, grazie Dario. Roberto, grazie. Io chiederei se Alessio Cremonese vuol dire due parole, perché rappresenta una delle aziende dal punto di vista di tecnica dell'abbigliamento ciclistico sicuramente più performanti a livello internazionale, ma a parte questo ruolo lui è un appassionato e riesce a portare sempre grandi campioni a queste manifestazioni che valorizzano sicuramente l'evento e che fanno sentire i ciclisti mortali come noi come insomma un pochettino un po' più performanti di quello che effettivamente siamo. Alessio Cremonese, prego. Grazie dell'ospitalità innanzitutto, grazie Presidente per l'ospitalità e grazie a Ivan, Anna, tutto il comitato organizzatore e tutto il pedale Feltrino per questo viaggio di 30 anni. Viaggio di 30 anni perché abbiamo cominciato come fornitore tecnico con le maglie, coniando la prima maglia che speriamo di vedere magari proprio quel giorno con qualche appassionato che c'era nel 95. Alberto Carretta ci sarà, mi permetto di Ecco, dire, è un amico la comune che già ieri mi ha detto io ci sarò, ci vediamo il 15 giugno. Perfetto. Prego. E poi dal 2009 siamo diventati partner main sponsor con il nome stesso nella manifestazione. È un viaggio bellissimo, è stato un viaggio importante perché penso che la Gran Fondo, la Sportful Dolomiti Race incarni 3 valori fondamentali anche per la nostra azienda. Il territorio, come abbiamo parlato ampiamente, i giovani, perché ci sono i bambini, e poi parla di sport a 360 gradi. E per noi è proprio un motivo di aiuto allo sport, perché ricordiamo che lo sport è importantissimo e purtroppo in Italia ci vede a metà classifica in Europa, non siamo tra i primi. Avvicinare le persone allo sport significa anche migliorare la qualità di vita, quindi ha un impatto importante anche da un punto di vista sociale. Credo che il lavoro che abbiamo fatto in questi anni con Ivan, soprattutto sui bambini o anche con la 24 ore, ha avvicinato tantissime persone allo sport e quindi ci sembrava giusto che celebrare questi 30 anni portando un campione veramente importante. Abbiamo un video di lancio e poi magari spieghiamo velocemente cosa ha vinto questo campione. Giugno 2025, Sportful Dolomiti Race. Vi aspetto. Ecco, stiamo parlando di Peter Sagan, campionissimo, 3 volte consecutive campione del mondo, 7 maglie verdi al Tour de France, Parigi-Roubaix e tantissime altre gare minori che davanti a questi simboli del ciclismo magari passano inosservato. Sarà con noi, sarà a disposizione per tutti i 3 giorni del weekend, starà vicino ai bambini, starà vicino agli appassionati e sicuramente con la sua simpatia saprà dare ancora più verve e celebrare in maniera ottimale questi 30 anni della Sportful Dolomiti Race. Grazie ad Alessio Cremonese e appunto ai grandi campioni che ogni volta riesce a coinvolgere in queste manifestazioni. Piccolo inciso, ringrazio il pedale Feltrino anche per la Sportful Dolomiti Gravel, che da uno che vede scendere il copertone un po' più velocemente sulla gravel è sempre un piacere vedere manifestazioni di questo tipo.
io direi che possiamo idealmente chiudere qui oggi la conferenza stampa con un tasto che fa partire idealmente le iscrizioni. Invito tutti quanti ad essere qui sul palco per dare il via fra 26 minuti, ma noi premiamo prima, appunto il click day della Dolomiti Race Sportful 30ª edizione. 2, 3. Potete iscrivervi fra qualche minuto. Grazie ancora e arrivederci il 15 giugno 2025 a Feltre.